Uno tsunami, quello del Covid, che si è abbattuto anche sull'azione giudiziaria penale della Corte d'Appello di Venezia, al punto che sono stati rinviati il 96% dei procedimenti nel corso della prima ondata e del 41% nella seconda. A dirlo, anticipando l'inaugurazione dell'anno giudiziario che sarà trasmessa in diretta nella nostra emittente a partire dalle 10:20 di sabato 30 gennaio, la Presidente della Corte d'Appello Ines Maria Luisa Marini. Sul fronte civile la Corte ha arginato i limiti dettati dal Covid, ha detto, grazie all'attivazione dei processi via web. Un'onda anomala di cui si sconteranno i riflessi anche nei prossimi anni. Lo tsunami dà proprio l'idea dell'onda che si accumula, perché naturalmente poi rallenta anche tutta la celebrazione degli altri processi, perché ci sono quelli già programmati e quelli nuovi che si aggiungono, ovviamente. Quindi avrà effetti devastanti, ma poi lei moltiplichi questo in tutta Italia. Problema che si aggiunge alla carenza del personale. La precarizzazione della giustizia dovuta alla circostanza che le risorse in termini di uomini e anche in termini di mezzi sono scarse. Io mi rendo conto che può apparire fastidioso, addirittura strumentale rispetto a una risposta inadeguata alla domanda di giustizia, questa lamentela, ma purtroppo è così. Io ho una scopertura di organico del personale amministrativo effettiva di oltre il 50%. Anno complesso per la giustizia anche alla luce dell'altro tsunami, quello interno alla magistratura, il caso Palamara, sulla quale faleva il presidente Marini come opportunità per cambiare che non è stata colta. Certamente la vicenda Palamara deve fare molto riflettere e io mi sarei aspettata una reazione immediata e decisa. Al di là delle parole non è successo niente.